Benvenuti a questa nuova puntata di Messede che si tacche, ricette friulane con ospiti speciali. Oggi di ricette ne faremo due, perché con la stessa pastella si possono fare due ricette tradizionali. Abbiamo quindi la salvia per fare la salviade e le mele per fare le fritulis di Milucci. Ci vediamo tra poco! Come prima cosa quindi prepariamo la pastella. Gli ingredienti sono semplici, ci vogliono delle uova, buccia di limone, un po' di lievito, 3 cucchiai circa di grappa, un pizzico di sale, zucchero, 50 g circa di zucchero, 100 g di farina e un goccio di latte. Dopodiché prepareremo le mele a fette senza torsolo e le fette di salvia con un pezzettino del gambetto. Cominciamo quindi dalla pastella. Dividiamo i bianchi dai rossi, così. E montiamo i bianchi con un pizzico di sale. Se voi siete bravi anche con la frusta a mano, io per velocità vado con il frullatore elettrico. Ecco, un metodo molto semplice per capire se i bianchi sono montati sufficientemente. Basta prendere la ciotola, rovesciarla, se non cade è montato perfettamente. Ovviamente se cade dovete ricominciare da capo, quindi siate insomma certi che sono montati sufficientemente. A questo punto ci dedichiamo a preparare il resto della pastella. Ci mettiamo lo zucchero. Quando versate lo zucchero sui torli, nel momento in cui lo versate, cominciate subito a mescolare, perché altrimenti lo zucchero si cristallizza con il tuorlo dell'uovo e poi non riuscite più a scioglierlo bene. Quindi mescoliamo subito lo zucchero con i torli, poi aggiungiamo il resto. A questo punto lo zucchero è sciolto e cominciamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Aggiungiamo quindi la farina, il lievito ci va una bustina di quello per i dolci. Diluiamo con 3 cucchiai di grappa. E profumiamo con la buccia di limone. A questo punto diluiamo con un goccio di latte. Non deve uscire una pastella troppo liquida, la useremo sia per le mele sia per la salvia.
Generalmente io preferisco friggere prima le mele perché non lasciano odori nell'olio e successivamente le foglie della salvia. Una volta che la base è amalgamata ed è sufficientemente fluida, cambiamo attrezzo e mescoliamo i bianchi d'uovo montati a neve, ecco qua, con il resto della pastella. Sempre delicatamente dal basso verso l'alto in modo che non smontino troppo. A questo punto la pastella è pronta, la lasciamo riposare un attimo e prepariamo le mele e le foglie di salvia. Sbucciamo quindi le mele. Le tagliamo a fette spesse un dito e leviamo il torsolo. Ovviamente questa operazione si può anche fare prima con il levatorsolo. E ho il coltello troppo piccolo. Siamo quasi pronti. Qualche foglia di salvia, un paio di fette di mela che passeremo nella pastella e poi andiamo a friggere. Ecco qua. Saranno sufficienti un paio di minuti per avere delle bellissime frittelle dorate e molto profumate. Poi le metteremo a sgocciolare su della carta assorbente e infine le andiamo a spolverare con un po' di zucchero a velo. Ecco, a questo punto è la volta della salvia. A questo punto abbiamo finito di friggere, prepariamo un piattino con un paio di frittelle di mela, qualche foglia di salvia, così, là, una spolveratina di zucchero a velo, e abbiamo un perfetto dessert friulano. Per preparare la pastella ci serviranno 100 g di farina, un uovo o due, un po' di latte, 3 cucchiai di grappa, 50 g di zucchero, un pizzico di sale, la buccia grattugiata di un limone e un lievito per dolci. Oggi quindi abbiamo fritto e stiamo accogliendo una persona che per fortuna ha uno spirito estremamente sportivo e dinamico. Abbiamo con noi Raffaello Indri. Ciao Tiziana.
con una bellissima novità. Raffaello è friulano, chiaramente, anche se le origini sono miste. Esatto, mia mamma è emiliana, ma mio papà è friulano, di Sevegliano proprio. Perfetto, di Sevegliano. Benvenuto a Mesede che si tacche. Grazie mille. Sai che qui si cucina. Sì, sento un buon profumino. Poi vedrai che ti tocca anche l'assaggio. Sono 2 ricette oggi tipiche friulane, ma prima parliamo un pochino di te, del tuo sogno realizzato e di questa bella novità. Certo, io porto qua la mia esperienza come chitarrista che ha vissuto la sua passione in giovane età, proprio da ragazzino, avvicinandomi allo strumento tramite un sogno. Cioè proprio ho sognato di trovarmi su un palco a fronte degli ascolti che avevo a suo tempo, di trovarmi sul palco con la band e l'indomani di questo sogno ne ho parlato con i miei amici e poi in un secondo momento con i miei genitori che in qualche modo mi hanno assecondato. Alla prima occasione utile, mi sembra il Natale, mi hanno preso una chitarra, ho iniziato a quel punto gli studi, prima da solo, ma non ricavando grandi risultati, mi sono affidato a un maestro, in seguito mi sono professionalizzato, affiancando gli studi normali, classici, superiori, in parte anche l'università, allo studio della chitarra che ha preso sempre di più il sopravvento per quello che riguarda quello che è stato il mio interesse, fino appunto a trasformarla poi da semplice interesse e passione in professione. In una professione, quindi come diceva Walt Disney, se puoi sognarlo puoi farlo, quindi proprio un sogno di bambino che ha ricevuto la chitarra a Natale e siamo arrivati fino al giorno d'oggi. Sì, Io sai, i miei nipoti mi chiamano boomer. In realtà io mi sento più una late bloomer, nel senso che sono fiorita tardi, che sono riuscita un po' in avanti negli anni a ritrovare il mio sogno di bambina e mi piacciono tantissimo queste storie che appunto riusciamo a far emergere come professione quello che era un nostro sogno di bambini. Il mio sogno di bambina si sta realizzando con questo libro che è appena uscito, che ti voglio regalare, è Mesede che si tacche, le ricette della tradizione, e te lo sto dando un po' in anticipo perché vedo che hai qualcosa in mano. Esatto, questo è l'ultimo lavoro mio e dei chitarristi che fanno parte dell'Adamantis Guitar Orchestra. È uscito proprio in questi giorni, è l'ultimo progetto di cui sono molto orgoglioso e fiero. Io leggendo questo titolo, Adamantis Guitar Orchestra, sai, come ho detto, in qualità di boomer mi viene in mente Dire Straits, Mark Knopfler, eccetera. Come mai Adamantis Guitar Orchestra? Come è nato questo nome? Il nome è nato dal precedente disco che ho realizzato. Si trattava di un disco dell'Art Duo, il mio duo acustico, e il titolo era Adamantis Aurora. Siccome in questo disco ho voluto ampliare la gamma di arrangiamenti possibili, proprio i livelli di chitarra in gioco, c'è stata l'idea di portarlo appunto a un nuovo livello e da qui riprende il nome Adamantis anche per questo progetto Adamantis Guitar Orchestra. Okay. Adamantis è il termine, è legato al diamante, alla bellezza del diamante, e mi piace anche l'assonanza col nome Ad Amantis, come se fosse anticipasse un po' l'idea dell'amore per la chitarra. Ma questa è una mia visualizzazione del nome. Il termine Adamantis è più legato al diamante. Al diamante, quindi qualcosa che brilla. Sai Raffaello, parlare di diamanti con una donna veramente sfondi una porta aperta, quindi già il fatto che si chiama Adamantis riferito al diamante mi piace molto. Ad Amantis nel senso di amare, no? Il suono della chitarra è anche una cosa molto bella. Io preferisco, tra i miei strumenti preferiti ci sono i tamburi, non proprio i tamburi, ma sai i bidoni? Ok. Ci sono delle persone che suonano i bidoni, a me piace molto questa cosa qua, e adoro la chitarra. Quante chitarre ci sono in questa orchestra? Allora, nella visione originale del progetto ambivo ad avere 18 chitarristi.
perché il processo di composizione mi aveva portato a prevedere 9 chitarre, quindi la composizione di 9 linee di chitarra, e nella disposizione sul palco prevedevo che ogni chitarrista avesse il suo gemello, a creare una visione stereofonica del suono anche nei live. Non siamo riusciti a raggiungere questo livello di chitarristi, ma abbiamo un buon numero, siamo a 14 e già questo numero è sufficiente per garantire quello che mi aspettavo a livello di resa sonora. Abbiamo già avuto occasione di fare una prima esibizione, un'anteprima, ancora prima che uscisse il CD nel 2020, e l'interesse che ha suscitato, comunque il risultato era gratificante già con un numero più contenuto di chitarristi. Beh, 14 chitarre non sono proprio poche su un palcoscenico. Esatto. In Friuli c'è anche un'orchestra di pianoforti che poi speriamo di avere in trasmissione prima o poi. Mi è piaciuto questo percorso, no? Che dici mi è venuto questo sogno di bambino e poi ho portato avanti questa cosa fino a fare una professione. Il percorso che hai fatto da sogno da bambino a professione, hai studiato, non so, hai fatto le superiori, hai fatto qualcosa in parallelo? Allora, ho fatto i normali corsi superiori, nel caso specifico sono perito in costruzioni aeronautiche, che non c'entra niente con la musica, ma questo è stato il mio percorso. A un certo punto ho scoperto, di fronte alla passione che avevo per la chitarra elettrica in primis, che ci si poteva professionalizzare nella musica moderna uscendo dalla regione a suo tempo. Quindi sono andato in primis a Verona all'Accademia di Musica Moderna e poi, sotto suggerimento del mio insegnante, sono andato a finire gli studi a Fiesole, all'Accademia Lizard, che è la più prestigiosa per quello che riguarda lo studio della chitarra elettrica e degli strumenti moderni che abbiamo in Italia. Tant'è vero che, mentre a suo tempo c'era solo una sede centrale a Fiesole, a questo punto questa accademia ha aperto diverse sedi in tutta Italia, sono circa 80, e devo dire sono molto orgoglioso, perché questo era un altro mio sogno di insegnante, per il fatto che abbiamo aperto una sede anche a Palmanova, ed è stata proprio nella sede di Palmanova che abbiamo convogliato le energie per realizzare questo progetto, uno dei primi progetti che abbiamo fatto in sede a Palmanova. Quindi c'è un laboratorio Lizard a Palmanova che dirigo dal 2018. Quindi è stata una bellissima crescita professionale la tua, nel senso una bella formazione importante, quindi con cose prestigiose, luoghi prestigiosi in Italia, che sei riuscito a trascinare fino da noi in Friuli, dove tu ovviamente anche insegni, no? Sì, quella è la mia professione principale, è quella a cui tengo particolarmente, perché mi gratifica vedere la crescita degli allievi, aiutarli a realizzare i rispettivi sogni, e quindi quello è proprio il centro della mia passione. Bene, sai che quando in Friuli un ragazzino propone in famiglia di voler fare l'artista, la frase tipo è, non so se è successo anche a voi, va avore. Sì. Ecco, un suggerimento per i ragazzi che hanno questo genere di sogni. Allora, io parlo di me, per fortuna nella mia famiglia ho avuto mio papà che è artista, e quindi ho avuto l'estremo supporto da parte sua. Mia mamma senz'altro mi vedeva più come ingegnere, però a un certo punto si è rasserenata vedendomi contento nella mia strada. Quello che posso suggerire è dar voce ai propri sogni, cioè perseverare. Se è un sogno autentico, si realizza, si aprono le porte per realizzare qualsiasi cosa si abbia in mente e ci sta a cuore. Quindi non demordere neanche di fronte alle difficoltà che possono nascere in famiglia, nelle famiglie magari un po' più chiuse da un punto di vista della visione di quello che può succedere, o nella visione un po' più conservatrice, ecco. Certo, perché quando ci metti passione, preparazione e... Esatto, bisogna affiancare senz'altro al sogno anche la giusta consapevolezza del sacrificio. Magari c'è in gioco anche la componente sacrificio, ma che viene affrontata sempre con serenità.
Però appunto c'è l'idea di crescita professionale, quindi cercare le persone giuste, insegnanti, strutture che ti possono dare una mano a perseguire il tuo sogno, ecco. Tu adesso hai parlato di sacrificio. È logico che andare a lavorare, non so, dico in fabbrica, tanto per generalizzare, avere tutte le mattine la sveglia alle 7, andare appunto in un posto di lavoro per forza è sicuramente un sacrificio un po' più pesante che alzarsi magari anche alle 5 perché vuoi portare avanti il tuo sogno. È sempre sacrificio, ma lo affronti con tutt'altro spirito, vero? Infatti nel periodo in cui studiavo di più mantenevo proprio questo rigore qua, come poteva essere andare al lavoro, mi svegliavo e facevo le mie 8 ore di studio, ma con la felicità di aver conquistato qualcosa giorno per giorno. Quindi non era più un sacrificio, era un piacere mettersi la sveglia presto, ok, adesso dedico qualche 4-5 ore alla chitarra nella mattinata, poi altre nel pomeriggio e insomma in questo modo, dando voce alle proprie passioni, non pesa niente, anche le difficoltà assumono un altro significato, sono piccoli scogli, piccole conquiste che ti aiutano a realizzare il tuo sogno. Ecco. Bene. Quindi se qualcuno volesse venire a imparare a suonare da te, ti trova? Allora, mi trova appunto all'Accademia Musicale Città di Palmanova che ospita l'Accademia Lizar, laboratorio Lizar specifico per la musica moderna. Quindi abbiamo i corsi di chitarra che gestisco personalmente e poi ci sono altri insegnanti di canto, di basso, batteria, tastiere, insomma ci sono tutti gli strumenti. Quindi un bel polo, insomma. Sì, senz'altro la fortuna e anche l'aspettativa che avevo, cioè di avvicinare proprio ragazzi che come me avevano bisogno di professionalizzarsi anche nel percorso moderno, perché il classico ha già i suoi corsi consolidati, quelli del conservatorio e tutto. Appunto dare la possibilità a questi musicisti di veramente crescere e poter mettere in gioco la propria voce nei propri progetti artistici, nelle proprie band, nelle proprie carriere soliste. Quindi Raffaello Indri, se qualcuno volesse ricevere comprare questo CD che io ho ricevuto in regalo, dove lo può trovare? Allora, lo può trovare sul sito di Folkest, che è la casa discografica che ci ha prodotto, e su tutti i digital store online, per chi ha piacere di avere la copia digitale. Perfetto, io per ringraziarti di questo bel regalo ti ho preparato un piattino dolce. Perfetto. Perfetto. Benissimo. Bene, sei pronto quindi per l'assaggio? Sono qua apposta. Ti preparo subito. Ottimo. Ecco qua Raffaello, ti ho preparato la salviade e le fritulis di Lops, o di Meluc o di Miluc, dipende da dove abiti in Friuli. Benissimo. Allora, inizio con questo, direi. Va bene? Partiamo. È un dessert fatto con la salvia. Molto buono. Mi aspettavo fosse salata, invece è dolce. È proprio un dessert. Anche la puntata di oggi è terminata. Anche oggi ho avuto la fortuna di ricevere questo bellissimo regalo che andrò a sentire appena finiamo le registrazioni. Raffaello Indri sta andando avanti con il suo dolce. Buonissimo, tutto ottimo, adesso lo finisco. Chiaramente. Dopo l'assaggio. Succede sempre così, la cucina friulana è veramente vincente dagli antipasti fino ai dessert e anche nella gamma vini siamo dei campioni. Grazie Raffaello per essere stato con noi. Grazie a te dell'invito, grazie a Telefriuli e a tutti i telespettatori dell'ascolto. Perfetto, vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata. Maman e tenissi conto. Mandi.